Socio, la mi venghi? Eccomi. La mi venghi? C'è un segnalino. Cosa mi ha tirato fuori? Attenzione, Allora. attenzione. Aspetta che Attenzione. tengo il pinpoint che fa Dalla l'ibizze. forma. Sembra una moneta, però molto incrostata. Adesso andiamo a vedere di ripulirla. Vediamo di cosa si tratta. Prego, gli faccio su spazio. Primo target, socio, abbiamo provato a ripulirlo un po', ma è un liscione, completamente liscio. Guarda, Quindi dire da una parte all'altra, sì. sì, non... tutto incrostato e molto liscio, brutti un pochettino, ma niente. Però, come diciamo sempre, socio, Esatto, ecco qui. basta sverginare la Dropbox e con il nostro primo target che porterà fortuna. Bravo. Socio. Socio, abbiamo trovato il primo target, ma l'introduzione. Mi ero scordato. Sono le 2 del pomeriggio. Mi ha fatto alzare dalla tavola, amici. Meno male siamo andati a mangiare assieme. Il campo prometteva bene. Esatto, Perché prometteva di promettere. Perché mancare? E rivenire alle 2 del pomeriggio. Perché del stesso giorno? Non ce la faccio più con questo, aiutatemi. Cosa mi sta trovando? Presume una fusione. Allora, un piombo. questo è il suo primo pezzo di lei. Sì. Dopo la monetina sconosciuta, lisciona, un pezzo di me. Ricordiamoci sempre, come al solito, di chiudere le buche. Il permesso al contadino ce l'abbiamo già chiesto questa mattina. E ce l'ha detto di sì. E quindi andiamo avanti con rispetto e ripulire i campi, sempre. Mi dica. Perché non farmi fare la mia pennichella? Perché non serve, lei non è una persona anziana, lei è giovane. Io sono giovane. Lei è giovane. E lei giovane cosa mi ha trovato? Un altro pezzo di me. Inizia a esserci troppi pezzi di lei. Sì, però, che dire? Però io dico sempre, mai, amici, ma soprattutto amiche, mai demoralizzarsi, cioè andare sempre avanti, perché è come scartare un ovetto Kinder, c'è sempre una sorpresa. Esatto. E ricordarsi che questo è un hobby. Esatto, per divertirci. Socio. Sì. Ma guarda. Ha trovato un bottone. Lo appoggio qui. Sì, un bottone, carino anche. Guardiamo se c'è Liscio. qualche, grazie. Guardiamo se c'è qualche, se c'era forse un disegno o si è un po' cancellato. Mi sembra un militare però, uno di quelli da giacca di soldato semplice, no? E si vede il suo appicagnolo. Intero. Daremo una pulitina giusto per metterlo nella Dropbox pulito. Perché le secca e si sporchi, vero? Attenzione, guarda. Si muovono. Fuma. Guarda come gli effetti speciali. Che no, senza... Lo vedete se facciamo così? Cioè, un'impresa di pulizie. Noi dovremmo aprire una catena. Io sto pulendo, vedi che va. Guardate. Io penso che neanche il miglior autolavaggio con le spatole. Guardi, anche gli effetti ci sono, vedi? Amici, a proposito. Ecco, vedi, è stato gentilissimo. Eccolo qui. Metto via? Preso, pulito. Apriamo. Si vede ancora il foro. Piccolo foro dell'appicagnolo. Si vede ancora l'ago, mi immagino l'ago che è passato per cucire. Sì. Secondo target di oggi, il bottoncino insieme alla moneta del pomeriggio di oggi, per l'esattezza. Sì. E proseguiamo. Go. Entriamo dentro alla ricerca. Mi sembra per me che sta suonando un po' dappertutto. C'è vicino. Un altro. Posso provare a spegnerlo? Sì. Ce l'ha in mano. No, questa è la pietra. Quella è la pietra? Questa è la famosa pietra. Mi di. Forse era proprio questo. Era proprio la pietra. Niente. L'ha presa in inganno. Siamo entrati nella ricerca, ma possiamo far vedere anche che c'è gli oggetti che la prendono in inganno. No, non c'è più altro, Niente. No, era la Mi pietra. chiuda la buca e proseguiamo. Vedi che c'è, socio. Le do una mano. Niente, c'è sta interferenza, devo resettarlo, sai. Grazie, socio. Vedi? Lì. Cosa si tratta? Socio. Fibietta bellissima, fibietta militare. Che spettacolo! Bello. Mi piace quando mi lancia le mie cose e le butta lì per terra. Sì, perché ero troppo entusiasta, socio. Bella fibietta. Colpaccione, socio. Se lo spegne. L'ho spento. Perché mi fa le bizze, socio? Perché mi fa? Perché lo sto spegnendo. Lei mi interrompe. Mi faccia vedere. Guardi. Bella, molto piccola. Bellissima. Sembra quasi di un orologio, sembra. Può essere, sì, di un orologio. A lei l'onore di metterla nella Dropbox. Eccomi qua. E direi anche un colpaccione questo, perché fibiette così.
Diciamo che le monete sono mai più classiche. Sì, Più, sì. questa è proprio più particolare. Esatto. Lo aggiungiamo alla Dropbox, devo dire, grande collega, grande amico mio, compagno di 1000 merende, che lei si mangiava le mie merende. Vabbè, Ed è per quello che dopo lei- quel tempo ha deciso di smetterla di mangiarmi le di mandare merende. le merende, perché sennò diventavo 3 lei e andiamo col colpaccione, I fan scrivono che mito, sto salendo, passo onesto, c'è chi ride, chi ci crede, chi si sogna il grande colpo adesso. C'è chi sogna un doblone sotto il video fino a notte, noi puntiamo più in alto con le facce un po' stravolte. Colpaccione! Colpaccione! Ancora qua, socio? O resettarlo, deve schiacciare qualche pulsante. Sì, devo fare qualcosa. Ecco qui, Vedi? l'ho acceso? Ho tirato fuori. Sì. Sì, l'ho acceso. Trovato? No. Non l'hai trovato. No, sarai fortunato. Eccolo qui. Cos'è? Wow! Socio, Bella. una chiavetta. Una chiavetta di una ricarica di un orologio. Bellissima, era un pezzo che non trovavamo, Ma questa è proprio bella. Bella, Guarda, visto bella, come è bella, decorata. Guarda, venga. Venga collega, venga. Un attimo che vengo. Guardi, Eccomi qua. bellissima. Bella, Guardi. bella, veramente. Amici, ma soprattutto, Amice, guardate che roba. Glielo metto così. va così va perfetto. Guardi. Guarda. Guardi se non sembra un vaso di fiori. Una meraviglia. Bellissima. Guardi, c'è la corona che scende Sì. con la frutta. Lei mi ha un po' Alzheimer, È un pochino, non è facile. Lei mi trema. È come mai, probabilmente socio, una lei? chiavetta di un vecchio carillon. Esatto. Oh, che bella, Guardate. bellissima. Socio, mi dispiace, come dobbiamo fare il colpaccione. Colpaccione, Qua Questo campo ne valsa la pena ritornare oggi sì, pomeriggio sì, e lasciare le donne a casa. Lei però mi ha fatto fare questione con la donna. So che vedo che ha gli occhiali scuri per nascondere Sì, l'occhio nero. Esatto. E poi anche lei non mi ha fatto fare la pennichella. Faccio la Ascolti, pennichella. per i nostri amici, questo ed altro. Ma per voi, ragazzi, voi chiedeteci per esempio di venire a casa vostra. Se vi piacciono questi video, mettete un like, iscrivetevi e commentate, perché per noi è una cosa importante, perché fa crescere il canale e ci dà la possibilità di fare nuovi contenuti. Ecco, allora socio, in questo momento qua le permetto di mettere dentro la Dropbox. Ecco qui, aggiungiamo anche questo pezzo. E ragazzi, mi dispiace, ma bisogna rifare il ballettino, Andiamo a programmare la canzone per il colpaccione. Lei mi mette fretta, lei mi ansia, Sto lei, mettendo come i ansia. nostri amici follower hanno scritto anche su un commento che lei mi mette ansia. Io prendo la pastiglia già della pressione, lei mi mette ansia, vede, e ogni tanto... I fan scrivono che mito, sto salendo, passo onesto, c'è chi ride, chi ci crede, chi si sogna il grande colpo adesso. C'è chi sogna un doblone sotto il video fino a notte, noi puntiamo più in alto con le facce un po' stravolte. Colpaccione! Perderò 10 anni di vita, socio, qua con questi scricchi alla schiena che sento. E come non mancare questo mega super, che tanto grande è, Tubettone di vitamine. Oh, vitamine potrebbe essere anche di dentifricio così grande. Così grande, dici? Sì, con l'occhio infallibile. Da falco che ho io, sarà una monetina? Ha visto qualcosa al volo? Sarà una monetina? Se non mi, Mi tolgo allora, la pala. se non mi togli la pala, sicuramente è un qualcosa, Sì, però sembra quasi una rondella. una rondella. Ha un foro. Perché non metterla, no? Eccola qui, eccola qui. Il paradiso Perché? della brugola, Perché? ragazzi. Perché la mettiamo un attimo a fuoco perché non si vede. Attento, socio, attento. Ecco. Che non Sì. si brucia se la mette a fuoco. Ecco qui una bellissima rondella. Si è bruciato? Si è bruciato. Mi apre la Dropbox. Mettiamo la rondella nella Dropbox. E da Sì, quando mi mettiamo... mi piace. Da quando mettiamo le Mi brugole piace. nella Dropbox? Lui ha le manie, ragazzi, ha le manie. Io non posso... Perché Target chiama Target. Scusa, sto parlando con gli amici. Ah, Ha le manie, non è colpa mia. Lui è così. No. Prego, socio, eccomi. sì, ecco qui. Aggiungiamo. Aggiungiamo la rondella. Oh, wow. Proseguiamo. Andiamo avanti. Socio, qua la mi suoni. Guarda, i nostri amici sono proprio dentro, Vedi, suona. dentro. Il target suona anche senza che la vicino, vedi? Un altro pezzo di piombo si vede che si sì. piega. Un altro ennesimo pezzo. Di me. Mi chiude la bocca e proseguiamo. Lei avrà finito di Ciao, rubarmi gli attrezzi. E qui? Lì e lì. E qui o lì? Oh, Moneta. moneta.
come dico io, anche mi piace quando mi lancia proprio allora la molla. Monetina, ragazzi, anzi monetò. No. Allora, c'è un foro. Attenzione, c'è più di un foro. Ci sta tra... Trovi le parole. Sì, no. Mi mancano le parole. Guardi, lei mi chiudi questo. E io le spengo questo. Sì, ecco. Allora, attenzione, l'ha tratto in inganno. Mi ha ingannato, sì. ma questo, ragazzi, secondo la mia inestimabile sapienza e saggezza, questo o era un bottone o era una spilla. Era sicuramente qualcosa. Sì. Guardi il disegno. Guardi che è una R. Una S di Superman. È una S di Superman. Vedete? RS, vedi che roba? Sì, ha ragione. Era stato del signor Kelms Surkiski. Allora, ragazzi, che sia una spilla. Una spilla, secondo me. Una spilla. Fai attenzione. Spazzalo col metal. Ovunque direzione. E troverai i target, vero socio? Certo. Mi apre la Dropbox. Perché lei mi parla così un pochettino, diciamo, verso Ucraina, verso Russia? Perché? Lei metta pure questo qui che è bellissimo, ritrovamento. Qui dentro, bellissimo, una R e una S, Bello, questo bello. Sicuramente presumo che sia una spilla, perché i nostri amici sicuramente ma che era a parte la rondella. Sicuramente sì. Ci diranno sui commenti che cos'è quell'ultimo ritrovamento. Lei mi sbaglia il congiuntivo, so. Sì. Perché è sul, non sul. È sopra, nel è dentro. Ci diranno nei commenti, non sui commenti. Ha ragione. Cosa studio a fare io? Cosa studio a fare se lei mi cade su questi congiuntivi primariali? Mi scusi? La concentrazione astrale, che va ad implicare un alquanto arguto sistema archeologico, va a muoversi nella sestiere mitologico in una frazione che a lei è sconosciuta. Mi permetta. Ha ragione. Mi permetta. Non ho parole. Mancano le parole. C'è già qualcuno che ci ha passato, vede? Lì pronto. È lei il socio. Socio in diretta. In diretta con un suono. In diretta. Potremmo fare anche una live, Potremmo fare anche una live uno di questi giorni. Se impariamo a fare le live, si potrebbe fare. Venghi. Che sento che si sente fortunato. Già ha trovato il pezzettino di cucchiaino. Questo è il manico? Sì. Se mi trova anche la forchetta. Abbiamo fatto la posateria. Bravo. Ed eccoci arrivati al consueto angolo dei saluti. O in inglese angolo de salut. Abbiamo allora spero di pronunciarlo sempre bene. Sì. Ci chiedono i saluti Gioele Tagliatesta, cugino Riccardo, mio cugino Riccardo, che mi ha detto salutate anche a me, e zia Carla. Un salutone. Tutti parenti questa volta. Tutti parenti per forza. E ricordiamo, e ricordiamo ai nostri amici che se vogliono i saluti basta scriverlo nei commenti. Esatto, e noi faremo, certo, li faremo. Certo. Socio. Sì. A noi a volte il metal non serve, io so che lei ha la vista bionica, presumo. Non serve, perché segui il mio dito, socio. Sì, lo seguo proprio. E sta seguendo? Lo sto seguendo. Lei mi sta seguendo? Lo sto seguendo. Lei mi segua. Seguo. Troppo lento. Ma no, non ci credo, lei proprio ha l'occhio bionico. Faccio vedere ai nostri amici. Faccio ombra di qua. Un po' che togliere, si vede, eccolo qui, guardi. Fuoriesce dal terreno, affiora. Esatto, affiora. Dal terreno. Abbiamo una randella. Una L'ho buttata così, ma avevo ragione. Socio? No, basta, smesso. Socio? No. Ciao. No, basta. Chiudi. Una randella da campo sempre, però ci ha tratto molto in inganno. Molto, socio, ma veramente io pensavo fosse una monetina. Si può dire che ci ha preso per il culo. Questa volta glielo lascio, proprio, ci ha proprio preso. Ci ha pigliato. Ci ha preso alla sprovvista, come si direbbe in Toscana. Ovvia, si è preso una randellata. Si è presa una randellata sulle gengive che quasi si sveniva, ovvia. Si sveniva. Io vado avanti sperando di trovare un target per ripiarmi un attimo, perché so proprio non riesco a capacitarmene. Ma andiamo avanti. Proprio questa anche aspirata. Vede che c'è già un nostro collega che deve essere già passato. Qualcuno, un po' le righe. Ma noi
facciamo a zig-zag, giusto? Lo freghiamo. Lo freghiamo. Questa persona ha fatto proprio per bene, Sì. Ha fatto un zig-zag segnato su e giù. Vedi? Vedi? Guardi, adesso non so cos'è. Che sicuramente è una passato. scovazza, si dice. Questo è passato di qua e questo segnale qua non l'ha beccato. Oppure ha gettato No. l'immondizia. No, perché il campo è chiuso. Allora, vengo dalla parte di qua. Venghi. Secondo me Quindi sempre, anche dove uno è passato. può esserci sempre qualcosa. Esatto, bravissimo. Per carità, un lamirino. Per Ma era carità. sempre qualcosa. Sempre qualcosa e lui non l'aveva individuato. E non ha ripulito. E noi yes. E noi ripuliamo, bravissimo socio. Bravo. Socio, Dica. socio. Guardi. Le entro direttamente. Questo deve essere, secondo me, anche l'interferenza del Sembra porto. una monetina, sembra. Sembrerebbe Sì. una monetina. Sì. Molto presa male. Sì. Molto presa male. Gliela do a lei. Che gli dia un attimo una ripulita. Sì. Mi prenda pure l'acqua santiera. Sì. Lei mi dia il dito, mi dice. Ecco qui a lei. Mi dia il dito, mi dia il portacapoccia. Ecco qui. Mi chiudi. Ecco qui a lei. Perfetto. Dottore. Perfetto. Come può mancare lui? Lui. Lui. Mi raccomando, nei commenti scriveteci come volete che mi chiamo, va bene? Incredibile. È vero. Come parla? Vecchiotta, però posso dirle una cosa che Che secondo può me dire? non è una moneta, ma può essere anche... Dottore. No, può essere anche una... Mi permetta... Sì, mi fanno le sue giù. Sì, mi scusi un attimo, socio. I nostri amici hanno detto che lei No, mi lei pressa. mi fa, guardi. Lei mi un attimo. Ho notato che si è rotto il suo cucchiaino di legno. No, l'ho fatto apposta per Sì. poter... Ripulire. Per lei non gli sfugge niente, eh? No. Lei è un guascone, no? Cioè lei mi guasca. Allora, amici, Dopo scrupolosa attenzione, vero? e lettura delle varie superfici della Esatto, moneta. c'è scritto qualcosa, Esatto, però, sembrerebbe una piccola votiva. Ecco qui. però messa malissimo. L'ho provata a ripulire un attimo, si sgretola. Sì. Quindi Solo dalla parte di qua c'è delle scritta, piccole, guarda, sì. diciamo così, delle piccole scritte. Eccole qui. Sì. Sai che forse è un Lombardo Veneto? Dici? Forse, perché vedo, se vedi, c'è la corona. Vedi? Vedi? Lombardo Veneto. Lombardo- Questo qua è un centesimo di un Lombardo Veneto. Eccolo qua, vedi? Ecco, guarda un attimino, vedi che forse si vede la corona? È vero, ma tenuto Allora, malissimo, guarda. mamma mia. Sì, hai ragione, socio. Allora, guardi, questo qua è un centesimo Ha del tirato Lombardo Veneto. Sì. Ha visto? Ma L'occhio. guardi, Dopo una ricerca proprio molto accurata, approfondita. ma Sì, guardi, sì. a parte la rondella che lei mi ha trovato, quanti bei target oggi, ma guardi, a parte Ce l'ha questo con la No, rondella. assolutamente, lei, Allora, appoggiamo. esatto, lei mi Target. forbia. Sì, Che io non però ce l'ho con la vede rondella. che target attira target. Confermo. Questo sì. Proseguiamo. Andiamo. Il mio collega. E Ha stavolta inutile che mi guardi così, tu, inutile che mi guardi così. Che ti devi Stavolta- iscrivere. Stavolta devi iscriverti, capito? Bravissimo, così si fa. Bravo. Cliccare il pulsantino. Digita, bravo. Vieni a vedere a vista, non è una rondella, no. Vieni a vedere. Guardate, Socio. amici, c'è passato vicino. C'è passato molto vicino. Guarda che roba. E posata sul terreno. No, non è una posata, è una moneta. socio. Scusami. Tiro su, guardi. C'è anche lo stampo della moneta. Incredibile. A vista. A vista, guardandola, vedendola. Guardando la vista, molto consumata. Esatto. Un bagattino. Bagattino Bella. della Repubblica Veneta. Esatto. Consumatissima. Oh, non si serve il metal, noi andiamo a vista No, sul no, campo. qua a vista. Perché c'è stato vento anche, Sì, diciamo ecco la verità. questi giorni qua. Questi giorni che c'è stato un sacco di vento, anche vento oltre i 100 km/h, Sì, ha sì. spazzato via la sabbia e ha fatto È caduto il metal? a fiorare Sì. Sul gli metal. oggetti del terreno. Allora, Sì, me lo metta nel... lo appoggio dentro nella Dropbox. E continuiamo. Bravo! Chi volesse, ricordo, Tanto basta camminare, non so neanche, lo può anche spegnere. chi volesse, L'adesivo, il nostro adesivo, che presto faremo, finiti questi, vero socio, faremo Sì. gli adesivi nuovi. abbiamo anche il nostro amico che ce l'ha chiesto, che lo stiamo già Esatto. spedendo. Esatto, poi al contest li daremo anche via. Esatto. E poi abbiamo una nostra carissima amica, vero socio, la Nadia, ci ha elaborato un po' il nostro logo e molto probabilmente quello lo prenderemo come logo nel futuro. Un basotto, ci vediamo al contest! Cosa mi sta cercando? Suona qua, cioè non è che io sto perdendo in ciance e dire che tra poco testeremo il Legend 2 della Nocta. Assolutamente, non posso. Per voi. Per voi
solo in esclusivamente per voi, ragazzi, solo per voi. Nel frattempo lei so che si è messo a studiare. Sì, per come prendere solito. una laurea su questo. Confermo. E so che c'è anche qualcuno che dopo lo interrogherà anche. Sì, ci sarà Leo che ci interrogherà. Mi sta piano piano. Piace, sa, socio. Yeah. Provi. Questa è talmente sotto che io non la sento. Deve essere più sotto allora. No, ma non era qua. No, è più sotto. Ecco qua. Ah, qui. No. È qui. Sì, andiamo avanti così fino a casa, socio. Ecco. L'ho in mano? Probabilmente sì. No. È qui. Va. Ok. Eccolo qui. Deve avere- Guardi cosa ho trovato. Guardi cosa Guardi abbiamo con la mia trovato. mano. Un pomello, un vecchio pomello di Di un suo cassetto della testa. Sì, del mio cassettino. Infatti, se vedete, è giusto. Tiri fuori e sparano le cazzate, vero socio? Sì, lei ne spara tante. Sì. Guardi, pensa che sembrerebbe perfino un pedone di una scacchiera. Ah, pensavo un pedone di una persona che è passata in strada, un pedone. Dico un pedone, dove vede un pedone mio socio? Socio, Lo vedo. tirato fuori, adesso. Proprio l'ha sbombardato fuori. Esatto, in this moment. L'ha sbombardato. Beh, mi piace questa sua dicitura nuova, Vedi qua, sbombardato. ed è una monetina. Ecco qui. Socio, mi inquadri un attimo? Guardi. Sì, Che lei non prego. sa ste cose. Sì, Sembra un centesimo, vero, di Vittorino? No, è un Umberto. Un Umbertino. Un Umbertino. Caro Umbertino. Giriamo dall'altra parte. Ed ecco qui. Un Umberto, un centesimo del 1890. Non vedo se è 5. 95. 5? L'anno dopo dei mondiali. Quelli America. quelli sì che Ricordi? in futuro Baggio vinceremo. aveva... Esatto. Ragazzi, allora aggiungiamo questo target alla Dropbox, molto bella oggi, è molto Oggi è una cara. giornata molto ricca. Esatto, ma il tempo stringe, giusto socio? Il tempo Esatto, stringe. ma che bella Dropbox. Bella, E cosa bella. diciamo con questo ultimo target? Purtroppo diciamo che... Che le nostre mogli, se non torniamo a casa, ci uccidono. No. E allora, prima che ci uccidono, Esatto. salutiamo chi? Salutiamo tutti i nostri amici, i nostri follower, ma soprattutto Amici, un abbraccione da Daniele e Nicola, e non ci resta l'ultima cosa da dire che è ci vediamo come al solito domenica alle 13:30 su. il nostro canale YouTube Dan.Nick Metadetector. Ciao amici, iscrivetevi, un like e commentate. Bye bye!